Forte del consenso arrivato alla lista di Forza Italia in provincia di Agrigento con oltre 14.000 voti, che ha permesso di far eleggere il deputato Riccardo Gallo all'Assemblea regionale siciliana, con 7.337 voti di preferenza nell'ambito della lista, ieri il neoparlamentare regionale agrigentino, insieme ai suoi componenti, hanno voluto festeggiare l'ottimo risultato elettorale e il traguardo raggiunto, insieme a quanto lo hanno sostenuto, dal dottor Piero Macedonio a Pasquale Spataro, a Filippo Caci, a Giuseppe Arnone, a Michele Termine, a Gino Cacciatore, a Giuseppe Gramaglia, con il vicepresidente Giuseppe Armao da sempre vicino all'onorevole Riccardo Gallo nella sua campagna elettorale. Bellissima affermazione, ti aspettavi un risultato così importante? Onestamente sì, per avere questa gente accanto a me prima dell'elezione e oggi vedi la testimonianza che mi fanno, sì, però dobbiamo dire grazie a tutti quelli che si sono candidati della lista, è un progetto che va avanti e speriamo che possiamo dare le giuste risposte avendo vinto con Musumeci presidente, con Armao. Tra Musumeci e Cancelleri è stata un testa a testa sofferto? Molto sofferto, l'avete visto, non sono stati 4 punti, però Musumeci è una persona molto moderata, ha dimostrato realmente che è ben voluto e speriamo bene che possiamo governare questa regione per questi 5 anni. Una bella affermazione, oggi la festa, ma al di là dei festeggiamenti c'è ora il programma da lavorare con tanti problemi che la provincia di Agrigento ha da risolvere. Questo è vero, dopo gli entusiasmi di una vittoria c'è una valutazione intanto sul voto. E la valutazione è positiva perché abbiamo avuto consensi, 18.500 voti, abbiamo superato tanti altri partiti, abbiamo superato il partito dell'Alternativa Popolare, di Sicilia Futura, che erano molto radicati nel territorio. Si vede che siamo stati più credibili, non siamo stati travolti dall'onda enorme dei grillini, ne siamo usciti noi puliti, gli altri hanno subito. Ora i programmi Agrigento e il territorio di Agrigento hanno bisogno veramente di essere ristrutturati. Io dico che, e lo abbiamo sostenuto, Gallo ha fatto questo sacrificio politico perché ama il territorio, attorno a delle persone che amiamo il territorio come lui, ve lo abbiamo dimostrato, è da 10 anni che sono dietro di lui, ma non ho avuto mai un incarico perché non l'ho voluto. A me interessa fare politica per la mia terra, non me l'hanno permesso 20 anni fa, 30 anni fa, spero di farlo con gli uomini che abbiamo scelto e Riccardo è uno di questi. Questo consenso premia la presenza del territorio, ma principalmente mi interessa far rilevare il risultato ottimo che ha conseguito Forza Italia. Siamo 18.000, ciò a dimostrazione che è un partito vivo, un partito presente nel territorio e saremo presenti anche nella gestione regionale. Musumeci per noi è il presidente, l'unico che poteva fare il presidente, per quello che ci riguarda saremo accanto a lui a sostegno, ma non può dimenticare né lui né nessuno la nostra terra agrigentina. Io posso parlare per la città di Agrigento dove il risultato della lista è stato non indifferente. La vittoria di Riccardo è una vittoria che ci rende felici, perché a me particolarmente, perché è un amico da sempre, da quando eravamo piccoli, quindi sono contento e felice che abbia ottenuto questo grande risultato elettorale, ma tra l'altro lui è una persona che ha sempre cercato di aggregare fin da piccolo e questa è una dimostrazione di quello che sa fare Riccardo. Grazie all'impegno dei 6 straordinari candidati, l'impegno di tutti voi, l'impegno degli amministratori, degli imprenditori, dei volontari, delle associazioni ha consentito questo risultato straordinario per Agrigento, un risultato straordinario perché ha consentito di voltare pagina rispetto ad anni nei quali il centrodestra era rappresentato da amministratori o da politici che purtroppo non hanno reso un servizio a questa città.